Se ti è piaciuta la Regina degli Scacchi 1, adorerai la Regina degli Scacchi 2. Va bene, a parte questa piccola citazione di cui non vogliamo dire da dove arriva. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se avete visto e sentito le varie annunciazioni, i vari video trailer che nel 2022, quindi siamo a praticamente ormai fine novembre, no, non è vero, però fra poco, che poi potrà essere all'inizio del 2022 o alla fine, verrà lanciata da Netflix la seconda stagione di The Queen's Gambit, italianizzata come la regina degli scacchi. Non so se l'avete vista, io alla fine, dopo che me l'avete detto Cristian l'hai vista, alla fine sono stato costretto a vederla e devo essere onesto, ma così come avevo già detto magari anche in qualche video, non mi aveva colpito al 100%, alla fine l'ho seguita tutto con grande interesse dall'inizio alla fine perché finalmente dove in un film si parla di scacchi, l'ho visto fino alla fine, però da quel mega hype che c'era credevo veramente in qualcosa di più, però non è che dico ho perso 5 ore della mia vita a guardare qualcosa che non mi interessa, comunque tutto fa cultura, magari si impara sempre qualcosa di nuovo, no? Anche da questi film, soprattutto se poi, come ben sapete, dietro un po' anche alla regia di tutto ciò c'era Garry Kasparov che diceva che quelle partite erano reali, che erano quei movimenti dei pezzi, no? Perché a volte quando si vedono giocare a scacchi in alcuni film vedi anziché il bianco in basso a destra vedi il quadrato nero, poi vedi il re e la regina invertiti, i cavalli che si muovono a caso. Invece questa devo dire che è stata una serie veramente ben studiata. Poi chiaramente c'è sempre dietro un bel romanzo, una bella narrazione. Ma che cosa accadrà nella seconda stagione, almeno da quello che possiamo vedere noi dal trailer? Vedremo, amici miei. Questa potrà essere una grande bellezza o una grande vaccata, dipende come la gestiranno, ma a quanto pare in questa seconda stagione Beth Harmon, che è la protagonista, che sarebbe questa regina degli scacchi, si troverà a sfidare Bobby Fischer. Ma qualcuno mi dirà, ma questa Beth Harmon in realtà aveva già di per sé la storia di Bobby Fischer, cioè una persona che pensa solo agli scacchi, che fa fatica a socializzare, che fa fatica a trovare l'amore proprio perché è una persona totalmente incentrata sugli scacchi, viene dall'America, bambina prodigio. Sembrava veramente per filo e per segno la storia di Bobby Fischer e adesso in questa seconda stagione si ritroverà ad affrontare Bobby Fischer. Chissà come l'argomenteranno, in che modo cercheranno di far combattere questi due geni che a quanto pare poi hanno la stessa personalità. Io non ho mai visto un film dove ci sono due protagonisti, o meglio, protagonista e antagonista, che hanno lo stesso carattere, lo stesso ruolo, quindi dovranno cercare in qualche modo di differenziarli. Ci riusciranno? Chi lo sa, le aspettative ovviamente sono alte, noi non ci resta che aspettare e chiaramente quando uscirà la serie e soprattutto quando finirà saremo qui a commentarla. Mi raccomando, andate a vedere il trailer, qui in descrizione del video lascio il link, noi ci aggiorniamo presto. A proposito di Regina degli Scacchi, fatevi un giretto sull'Accademia di Matto Scacco perché è uscito un nuovo corso proprio sul gambetto di donna. A presto! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!